Calciatore del Ponzano, contradaiolo del centro al Palio Paesano. Era cresciuto a Paderno Vincenzo Romano, il ventenne di origini napoletane e residente da un paio d'anni in via Ronchese a Santabona, morto ieri in un incidente sul lavoro a Mancasale, in provincia di Reggio Emilia, schiacciato da una pesante lastra di metallo. Dipendente da pochi mesi della ditta di carpenteria metallica Alessandrini di Maserada, Vincenzo era impegnato insieme ai colleghi in alcuni lavori di manutenzione dei macchinari di un'azienda, la Iron Casting. Improvvisamente il tragico incidente, secondo gli ispettori dello Spisal, il ragazzo stava smontando una siviera, un grande contenitore per metalli fusi, quando si è staccata una pesante lastra che lo ha travolto, uccidendolo praticamente sul colpo. Vani i tentativi di soccorrerlo. Appena avuta notizia dell'incidente, i genitori e la sorella minore sono partiti per Reggio Emilia. Sconvolti i titolari dell'azienda per i quali il lavoro che Vincenzo stava svolgendo era di routine. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta.